Il sito archeologico di San Basilio, nel comune di Ariano nel Polesine, continua a restituire preziose testimonianze del passato, riscrivendo la storia del Polesine, a lungo considerata la terra più giovane d'Italia. Se ne è parlato durante una partecipata conferenza presso il Centro Culturale di San Basilio. A illustrare i dettagli della ricerca è stata Caterina Previato, docente di archeologia all'Università di Padova. Da alcuni anni il Polesine è oggetto di nuovi scavi archeologici che interessano diversi contesti appunto del Polesine, tra cui il sito di San Basilio nel comune di Ariano nel Polesine, dove da alcuni anni è in corso un progetto di ricerca piuttosto esteso che prevede scavi archeologici che interessano sia le fasi romane di questo sito, sia le fasi più antiche di epoca preromana. Ecco, sono state, cioè, praticamente è una sorpresa questo, oppure voi studiosi avevate già capito l'importanza di questo sito? Beh, in passato sono stati effettuati numerosi ritrovamenti di reperti e anche di strutture in quest'area che facevano intuire che esistesse un sito di epoca antica, e ci sono anche delle testimonianze più concrete, in particolare un nome citato in una famosa carta geografica dell'età romana che ricordano proprio qui a San Basilio una mansio che doveva esistere appunto in epoca romana. A sottolineare il valore strategico di queste ricerche è stata anche Giovanna Falezza, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza. È una zona storicamente, archeologicamente importantissima, come credo abbia detto Caterina Previato poc'anzi, in cui però c'è ancora tantissimo da scoprire. Il sito di San Basilio è stato sì oggetto di campagne negli anni 70-80, però sentivamo proprio l'esigenza di riprendere in mano questo territorio, perché davvero c'è tantissimo da capire. La morfologia del territorio è cambiata molto, perché con l'evoluzione del delta tutte le aree che avevano una stretta commissione tra mare, terra, canali, fiumi, ora adesso sono tutta campagna, quindi non si percepisce più la complessità idrografica e tutta questa rete di collegamenti stradali, fluviali, marittimi che caratterizzava il territorio e che ha costituito sicuramente in passato la fortuna di questi primissimi insediamenti proprio collegati al mare Adriatico. Che impegno economico sarà questo alla fine di questo progetto? Beh, è stato un impegno che rasenta il milione di euro alla fine di tutti i 6 anni e con anche il precedente, che è un impegno notevolissimo, soprattutto nel momento in cui il nostro Stato, il Ministero della Ricerca, sta sottofinanziando la ricerca universitaria, quindi come si vuol dire, per fortuna esistono fondazioni così lungimiranti come la Cariparo che sostiene invece la ricerca che noi puntiamo a far diventare ricerca d'eccellenza. Speriamo di riuscirci. Qui in Polesine si sta investendo molto, sta vendendo molto bene e noi ci mettiamo tutto lo sforzo possibile per, come dire, essere all'altezza di questo grande investimento che sta facendo la Cariparo.